Venezia non è un labirinto di calli e campi, ma di arte, cultura. Vuol dire che questa data leggendaria è però reale dal punto di vista spirituale e anche politico. C'è sicuramente un simbolo così importante della Serenissima, che è il Leone di San Marco. Tutte le annunciazioni impostavano la composizione su un dialogo tra i due protagonisti. Tiziano aveva aggiunto alcuni particolari simbolici.